C'è un premio, dicevo, per chi non ha sentito prima, Re della Meccanica. Questo premio noi lo dedichiamo di solito a chi ne combina. Un anno qui hanno fatto 18.000 giri su un motore Twingo e il premio era pistone esplosivo. Re della Meccanica oggi va a uno che ha dilaniato di chicane il percorso di Grobnik nel corso delle ricognizioni e poi ci hanno messo tutta la sera con lo spago per ripristinare la convergenza della loro Peugeot. Questo premio, Re della Meccanica, va a Parlotti Druzina. Bravi, qualcosa avete vinto, bravi, complimenti. Grazie. Vieni come le gore. Allora, in quest'altra categoria interessante, la 1600 di produzione, al terzo posto con la Suzuki Swift Di Lorenzo Lamarda. Di Lorenzo Lamarda è 1, Di Lorenzo Lamarda è 2, dai che arrivano. Bravi. State lì, non scappate, facciamo il podio completo. In seconda posizione Drusina Parlotti. I Re della Meccanica al secondo posto, anche in questo caso la macchina nera non si batte, vincono la N2 Cestaro Sandy Bello. Scommetto che è in bagno, vero? Vuoi che non sappia? Vuoi assaggiare questo bombino? È suo, lo fa lei, lo produce lei. Facciamo un applauso a Sandy, viticoltrice e navigatrice. Anche pilotessa, però adesso non aveva finito i soldi, quindi ha pensato di navigare. Cestaro arriva o piscia ancora? Arriverà, perfetto. Andiamo, la N3 in terza posizione, Borzoni Barazzutti.